Leon Cladel, io il mio local, ci vado da quando ho 11 anni. È uno skatepark veramente bello, verde, hanno cambiato i colori tante volte. Tutti i miei amici skatano lì. Mais ouais frère! Wow! La prima volta che sono andato là. Non mi ricordo. Sono andato con i miei amici al Thai, Cesare Ulis. A Cladel l'unica roba che facevo erano gap dalla piramide, gap dalle robe, ollie over, facevo robe così, non ho mai imparato veramente tanti trick. Ho chiuso kickflip una volta sulla piramide, una volta. È uno skatepark in mezzo alla città, è proprio immersione, c'è gente che passa, è vivo. Bisogna fare attenzione che ti rubano le robe. A me una volta mi hanno rubato, attenzione, il mio borsellino con una macchina Polaroid. Anche se ci sono 3 skater devi fare attenzione, è stretto, complicato da skateare, impari lì. È uno skatepark che fa imparare, è uno skatepark difficile. What was that? Fais les laser flip un peu mieux s'il te plaît. Parce que... Ouais, vas-y. Wesh. T'as vu? Puis je me tire, je me pousse en flamme, ma bande elle est sous la roue. Ouah, je mets ma main derrière mon dos. Gros, tu fais les vidéos de mon bras, genre démembré. Genre au-dessus, t'as vu ça? Ouais, il y a une sorte de... Ah ouais, attends. Ah mec, j'arrive même pas à regarder, c'est dégueulasse. Oh mec. A 2 passi da casa mia mi sono innamorato, sono venuto qua, ho incontrato i miei primi amici. È nata la passione per lo skateboard. Un posto dove ci sedavamo ogni giorno a mangiare, a chillare con i miei vecchi amici. Io ho conosciuto Marchino a Parigi, amico di Checco, non l'ho mai visto prima, ne ho sentito parlare, pensavo che fosse molto più tranquillo, invece è 10 volte più pazzo. Marchino è uno skater molto particolare, molto forte, lui fa bowl, ha una mentalità pazza, cioè va dove vuole andare. E niente lo può trattenere, niente. Uno ha dei riflessi con quel barbone, ti ricordo. Per dirvi, un barbone ci ha attaccato con la catena e lui da dietro è andato e gli ha preso la catena così. Io gli voglio bene, Marchino mi ha insegnato tante robe, ho imparato tanto da lui e sono molto affezionato. La sua passione, quello che fa con le piante, le installazioni, richiede una pazienza, una calma enorme. E poi vedi come skata, ti impressioni, cioè lui è pazzo, lui ti fa dei backside air. Ma io ho mai visto dei backside air così belli. Marchino c'ha uno di quei stili da panico, è una persona da panico, veramente. Ti amo Marchino.
quella zona. Io mi ricordo che ho visto questa piazza di Borgo e poi cioè, ero fissato e continuavo a guardare gli skater dal museo. È stata una bella cosa. Ma più o meno mi è venuta tipo la voglia qua. Ho visto i primi skater